direttore generale Benassi. Presentato il nuovo piano Veneto di sanità pubblica, priorità al tracciamento e al sequenziamento per fronteggiare il rischio varianti. Arriva il test antigenico autosomministrato, ipotesi terza dose, Zaia, nulla di ufficiale ma siamo pronti. Carenza di infermieri nelle RSA dopo l'allarme lanciato dagli istituti ai nostri microfoni martedì. Oggi l'interrogazione al ministro Speranza da parte di 10 deputati leghisti, situazione critica nella Marca. Domani appuntamento speciale con la nostra edizione straordinaria che inizierà alle 9:15. Seguiremo in diretta il viaggio di Zaia sulla nuova linea ferroviaria elettrificata Conegliano-Belluno. 3 anni di mandato da sindaco per Mario Conte che per il futuro promette molte novità. Il 2022 dovrebbe vedere spuntare in città numerose cantieri, la pagella del PD che dice voto insufficiente. Feci umane abbandonate lungo la rotonda Gaiarine, la polizia locale individua il responsabile con le fototrappole, maxi sanzione, mistero sul gesto. A Casier, nuovo passo avanti per la realizzazione di un parco fotovoltaico da quasi 3,5 ettari di estensione, un'opera fortemente criticata da Coldiretti. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque in primo piano il caso del bambino di 4 anni tolto alla nonna a Cordignano, dove l'episodio ha destato sconcerto e dolore. Parla il direttore generale dell'USL 2 Francesco Benazzi, che ribadisce la cautela con cui gli assistenti sociali dell'azienda sociosanitaria hanno agito, pur tenendo ferma l'esigenza di salvaguardare il piccolo. L'obbligo che noi abbiamo, ma che la società civile ha, ma in particolare le istituzioni come l'ULSS e i comuni, è quello di garantire il benessere psicofisico del minore. Il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi parte da questo principio che ribadisce con forza per commentare il caso del bambino di 4 anni di Cordignano prelevato dall'asilo dagli assistenti sociali dell'azienda sanitaria per essere allontanato dalla casa familiare, quella della nonna, a cui era stato affidato poco dopo la nascita, quando era stata revocata la patria potestà alla madre e al padre. La massima attenzione quando parliamo di minori va al minore, cioè il benessere psicofisico del minore. E anche in questo caso qui giustamente sta gestendo il Tribunale dei minori. Noi abbiamo fatto da supporto in accordo anche col Comune, quindi è una situazione che è conosciuta e che quindi va nella logica di dare sempre sostegno al minore e tranquillità al minore. Il prossimo 15 giugno ci sarà l'udienza per l'adottabilità del piccolo su cui pende il ricorso della nonna. L'episodio segue di pochi giorni quello del bambino di 8 anni tolto alla famiglia affidataria, anche in quel caso dopo gli approfondimenti svolti dai servizi sociali dell'ULSS, che da 1 anno hanno in carico la tutela dei minori, prerogativa in precedenza dei comuni. Comuni che secondo alcuni erano più vicini alla realtà delle famiglie disagiate rispetto all'ULSS. L'indicazione che noi diamo come direzione è sempre quella di dialogare col territorio, come c'è un'ottima interazione tra noi i sindaci, tra la direzione strategica, la direzione dell'ULSS e i sindaci, quasi un'osmosi per parlare di qualsiasi problema. Io chiedo ai miei servizi, ai nostri servizi, di essere altrettanto così empatici con le amministrazioni comunali, con chi lavora nei comuni. Presentato oggi il nuovo piano di sanità pubblica del Veneto che tiene conto dell'andamento della pandemia. Il tracciamento resta la priorità anche per scongiurare il pericolo varianti. Diciamo ai veneti che noi non abbiamo abbassato la guardia. Siamo un po' come le maison di alta moda, no? Noi stiamo già pensando alla collezione autunno-inverno 2021-2022. Se lo leggete con quella visione capite che non stiamo celebrando la festa della liberazione, ma stiamo schierando tutta l'artiglieria in caso di... Nessun allentamento sul fronte della prevenzione e della lotta al virus. Questo è il principio ispiratore del nuovo piano di sanità pubblica del Veneto, il quarto in 15 mesi di pandemia. Quindi avanti tutta con i vaccini, ma altrettanta attenzione va al tracciamento delle positività e al sequenziamento, con la quarantena che resta a 10 giorni. In tutti i casi in cui ci sia il sospetto di un caso legato a variante deve essere fatto il sequenziamento. In quel caso la quarantena va valutata anche
nei contatti a basso rischio. Non a caso il nuovo piano fissa un numero minimo di tamponi al giorno, almeno 150 su 100.000 abitanti, da effettuare non solo nel caso di sintomi ma anche su campione, magari in azienda o nel corso di eventi, con la Regione pronta a introdurre i test antigenici rapidi in autosomministrazione, recentemente approvati a livello europeo. In occasione di eventi, in occasione di eventi sociali oppure familiari allargati, oppure in contesti lavorativi che possono essere anche quelli del turismo, ci sia la possibilità che le persone possano autocontrollarsi, e quindi vorremmo portare avanti una sorta di progetto pilota. Tamponi regolari e cadenzati continueranno a essere somministrati al personale sanitario e delle case di riposo ogni 30 giorni per i soggetti vaccinati, ogni 7 per chi non lo è. Capitolo collegato, quello delle visite in ospedale. A giorni arriveranno le nuove linee guida, anche qui i tamponi faranno la differenza. Di certo, ha anticipato Zaia, si andrà verso un superamento degli attuali tempi di visita. 15 minuti non è una visita, è una telefonata. Quanto alle case di riposo, le linee guida ci sono già, ma spesso non vengono rispettate. Un monitoraggio capillare in corso. Per quelle strutture che abbiamo visto o vedremo che non applicano, ci sarà un richiamo, una lettera nostra in cui diciamo applicate le linee guida che sono state emanate con ordinanza del Ministero. Nel piano vengono poi inserite le modalità per la riapertura in sicurezza sia dei centri diurni anziani per non autosufficienti, che dovranno riaprire tutti, sia dei CEOD disabili, un passo atteso verso la normalità anche per le fasce più fragili e le loro famiglie. E poi c'è l'incognita terza dose di vaccino, sempre più probabile, ma al momento non c'è alcun piano ufficiale. In ogni caso, assicura Zaia, siamo pronti. Fondamentale, dice la dottoressa Russo, sarà la risposta anticorpale. Ad ora non esiste la terza dose. C'è però il Green Pass che prevede la scadenza dopo i 9 mesi, per cui non so se sia un preludio, ma ad oggi non c'è. Ufficialmente non c'è nulla, nessun atto formale né del governo né dell'Europa, ma la terza dose è più che un'ipotesi, una cauta certezza che la Regione sta già prendendo in seria considerazione in termini organizzativi. Questo significa mantenimento in prospettiva degli hub vaccinali. Ma noi siamo pronti se arriva. Però, ripeto, ben venga con i medici di base, per carità, però dovremmo capire qual è, al di là della dichiarazione, poi qual è il progetto. Progetto che prima di passare per le istituzioni comunitarie nazionali deve essere certificato dalle aziende produttrici, dice Francesca Russo, dirigente del Dipartimento Prevenzione. Il suo è un ragionamento scientifico che parte dall'andamento della risposta anticorpale. È solo questa che suggerirà se servirà pure una quarta dose o un richiamo periodico, come avviene già per altri vaccini. Anche se finiamo la terza dose, se il virus continua a circolare, potrebbe essere necessario un ulteriore richiamo, come facciamo per difterite e tetano per tosse, dove facciamo il ciclo base, poi facciamo a 5-6 anni, poi facciamo a 14-15 anni. In attesa di capire cosa ne sarà di questa terza dose, resta un'estate da programmare con le consegne annunciate dal commissario Figliuolo, la famosa spallata attesa a metà mese con Zaia, che da un lato conferma che non sarà fatto nessun open day e dall'altro che AstraZeneca e Janssen continueranno a essere somministrati soltanto agli over 60, bene invece l'ok sempre di Figliuolo alla seconda dose in vacanza per i turisti, come richiesto dalle regioni. È un atto di assoluta raffinatezza di attenzione nei confronti del nostro ospite, che per noi è sacro. Carenza di infermieri nelle RSA dopo l'allarme lanciato dagli istituti ai nostri microfoni martedì. Oggi interrogazione al ministro Speranza da parte di 10 deputati leghisti. Situazione critica nella Marca trevigiana. Guardate che se la situazione rimane questa, al di là del tema degli ingressi, noi fra 6 mesi probabilmente dovremmo chiamare i familiari e un terzo della popolazione anziana ospite delle strutture dovremmo invitare i familiari a riportarli a casa. Queste le parole di Roberto Volpe, presidente Oripa Veneto, che martedì scorso aveva lanciato l'allarme. La carenza di infermieri ormai sta mettendo in ginocchio le case di riposo. 10 deputati della Lega hanno presentato un'interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza. Al centro dell'attenzione la situazione RSA in Veneto, soprattutto quelle dell'IPAB Isra di Treviso, che a numeri di posti letto è la più grande della nostra regione. Le case di riposo hanno un minimo di un rapporto fra infermiere e ospiti. Se scende questo rapporto sono costrette a mandare a casa gli ospiti, quindi la situazione è veramente, non voglio usare drammatica, ma gravemente seria.
Fra l'altro viene sottolineato come la media europea parli di 8 infermiere ogni 1000 abitanti. In Italia questo rapporto scende a 5 infermieri per 1000 abitanti. Ed ancora la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche ha dichiarato che ad oggi nel nostro paese mancano circa 63.000 infermieri, una situazione che sta esplodendo. Io chiedo quanti anni ci vorranno per formare gli infermieri che mancano. La cosa che chiediamo è di ampliare quel provvedimento che è stato fatto, valido fino al 31 di dicembre, di assumere personale non UE che sia formato, di ampliare questa forchetta per gli anni 2022-2023. Per ora c'è bisogno di un intervento immediato, ma poi bisognerà trovare delle soluzioni definitive. Domani appuntamento speciale con la nostra programmazione, con la nostra edizione straordinaria che inizierà alle 9:15. Seguiremo infatti in diretta il sopralluogo che il presidente Zaia con l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti e il presidente di Rete Ferroviaria Italiana Anna Masutti effettueranno sulla nuova linea ferroviaria elettrificata Conegliano-Belluno, che consentirà tra l'altro di effettuare viaggi Venezia-Belluno senza scali e cambi. Tutto questo in vista della partenza del nuovo orario estivo di Trenitalia che scatta domenica 13 giugno. Saliremo a bordo del convoglio e seguiremo con le nostre telecamere il tragitto fino a Belluno, dove poi sarà previsto un punto stampa dello stesso Zaia. Appuntamento dunque domani mattina alle 9:15 per la diretta di Antenna 3. 3 anni di mandato da sindaco per Mario Conte, che per i prossimi 2 promette ai trevigiani molte novità. Il 2022 dovrebbe veder spuntare in città numerosi cantieri. Grandi! 10 giugno 2018, 10 giugno 2021, 3 anni di mandato amministrativo per il sindaco di Treviso Mario Conte, un'esperienza arrivata ben oltre la metà, di cui il sindaco fa senza esitazione un bilancio positivo. Rimpianti non ne ho, nel senso che rifarei esattamente tutto quello che ho fatto e francamente sono orgoglioso di come abbiamo approcciato a questa esperienza amministrativa partendo dall'ascolto delle esigenze dei cittadini. Abbiamo incrementato molto la sinergia tra cittadini e amministrazione locale. Ovvio che possiamo e dobbiamo sempre continuare a migliorarci. Stiamo servendo la comunità trevigiana e dobbiamo continuare a farlo nel migliore dei modi. Un consenso, quello di Conte, che la pandemia non ha scalfito. Di sicuro ha costretto lui e la sua amministrazione a stravolgere i piani. In realtà li ha proprio interrotti e in alcuni casi anche cancellati, perché la verità è che una volta superata la pandemia le sensibilità, le esigenze e anche le visioni di città sono completamente cambiate. Dall'ambiente alla mobilità le aspettative in termini di qualità della vita sono aumentate, ma le novità in arrivo nei prossimi 2 anni, secondo Conte, contribuiranno a soddisfarle. La rotonda di Via Zanella nel quartiere Selvana, vedremo realizzate le 2 piste ciclabili di Sant'Antonino e Monigo. Da un punto di vista culturale inaugureremo il Museo Bailo, vedremo l'ampliamento dell'abside di Santa Caterina, così come per ogni altro settore mi viene in mente la nuova stazione dei treni, la ciclopolitana che prenderà sempre più forma. C'è un dato su tutti che mi riempie di orgoglio, è che abbiamo preso in mano una città con il 33% di cittadini allacciati alla rete fognaria, ci siamo posti l'obiettivo di arrivare al 60%. E poi il recupero dell'ex caserma Salsa, la riforestazione urbana, l'attenzione per gli animali. Fondamentale per questo il potenziamento dell'ufficio che va a caccia di fondi europei. Che le vere opportunità, oltre che a Roma, oggi sono a Bruxelles e da questo punto di vista come città di Treviso noi vogliamo farci trovare pronti. Conte non fa infine mistero di guardare oltre la scadenza di questo mandato e quindi a un'eventuale rielezione. Lavoriamo per completare questo primo mandato e poi saranno i cittadini ad esprimere la loro volontà anche semplicemente se questo sindaco si deve ricandidare o no. Di tutt'altro tenore il commento delle opposizioni, che danno un voto insufficiente a questi primi 3 anni di mandato, pur riconoscendo le difficoltà legate al Covid. Il Partito Democratico, prima forza di opposizione a Palazzo dei 300, non condivide affatto l'entusiasmo di Mario Conte per questi primi 3 anni di mandato e anzi boccia l'amministrazione di centrodestra, concedendole come unica attenuante le difficoltà legate alla pandemia.
Io darei un 5,5 di incoraggiamento per la difficoltà nell'affrontare la pandemia, però i fondi del governo nazionale non sono mai mancati e la programmazione delle attività da realizzare è stata troppo scarsa. La programmazione culturale e turistica ha lasciato molto a desiderare anche prima della pandemia, che certamente ha indebolito tutto il settore, e poi per quanto riguarda i lavori pubblici ci sono stati sempre molti rallentamenti. Per me non ha la sufficienza, penso che potrebbe fare molto di più. Indubbiamente ha rispetto a noi forse un buon addetto stampa che sta lavorando molto bene e che pubblicizza quel poco che viene fatto in maniera molto eclatante. Anche Tocchetto riconosce che affrontare da sindaco una pandemia non è stato un compito facile, ma sottolinea anche come Conte e i suoi abbiano rifiutato l'aiuto delle opposizioni. Quello che non mi piace del sindaco e per il quale voglio dare un voto negativo è che non può continuare a fare l'uomo solo al comando per poi lamentarsi che alcune cose non funzionano. Serve quindi invertire la rotta nei prossimi 2 anni. Ci aspettiamo più coraggio per il sociale, per aiutare le tante persone in difficoltà, grande programmazione culturale che possa attrarre turisti, ma anche diciamo così, suscitare un dibattito culturale in città. E infine misure coraggiose sull'ambiente per migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini. Molte fiere e sagre cancellate in quest'estate 2021, ma non tutto si ferma. Saranno preferite le manifestazioni all'aperto in grandi spazi, spiega il sindaco di Refrontolo, ma anche esperto di sicurezza nell'organizzazione di eventi. È vero, non ci saranno le sagre, le feste degli scorsi anni alle quali eravamo abituati, però io sento che comunque c'è un certo fermento, nel senso che chi ha sempre fatto questo tipo di attività ha voglia anche di riprendere. Voglia di tornare alla normalità anche attraverso le sagre e le feste di paese che prima della pandemia caratterizzavano la stagione estiva. Le normative e le incertezze del momento però condizionano l'organizzazione di questi eventi e così come è accaduto nel 2020, 12 mesi dopo molte grandi manifestazioni non compaiono nel cartellone degli appuntamenti estivi. Ma non tutto si fermerà, a confermarlo il sindaco di Refrontolo, Mauro Canale, che conosce bene la materia, occupandosi di consulenza nell'ambito della sicurezza nella gestione degli eventi temporanei. Riprenderanno in maniera un po' soft, un po' calma, cercando di fare quegli eventi che magari sono più semplici da gestire e dove è più facile garantire il distanziamento e le misure di sicurezza. Protocolli non troppo diversi da quelli messi in atto nel 2020, ma quest'anno c'è un elemento in più. Le cose potrebbero essere facilitate sotto un aspetto, a parte l'aspetto organizzativo, l'aspetto proprio delle persone che frequentano questo tipo di eventi, che ormai si sono abituate a queste modalità comportamentali che fino allo scorso anno magari erano un po' sconosciute. La parola d'ordine dunque buonsenso sia da parte degli organizzatori ma anche di chi vi parteciperà. Che eventi aspettarsi per l'estate alle porte? Manifestazioni all'aperto in spazi ampi che garantiscano il distanziamento. Dipende dagli spazi dove sono sviluppati gli eventi, perché il numero dipende molto da quelli. Io vedo che si stanno concentrando su eventi legati molto a passeggiate, tour da cantina a cantina per attività. Quindi eventi che mi consentono di uno sviluppo su uno spazio importante dove possono starci anche molte persone. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Casiera dove si è fatto un ulteriore passo in avanti per la realizzazione di un parco fotovoltaico da quasi 3,5 ettari di estensione, un'opera fortemente criticata da Coldiretti anche oggi durante la presentazione dei nuovi vertici provinciali. Questo parco fotovoltaico che purtroppo è stato approvato, purtroppo dico perché comunque è all'interno di un parco e mi sembra veramente un po' un controsenso, dove si va a cercare di costruire un territorio dal punto di vista, salvaguardarlo dal punto di vista ambientale, e lo andiamo a riempire di pali di cemento e con sopra dei pannelli che poi fra 15 anni, 20 anni dovranno essere smaltiti. Coldiretti dice no al parco fotovoltaico da 34.000 metri quadrati avallato nei giorni scorsi dalla Regione. Per 2 motivi: il consumo di suolo sottratto all'agricoltura, ma anche la presenza di una distesa di pannelli solari in piena area di rispetto del Parco del Sile. Noi abbiamo fatto delle osservazioni puntuali come Coldiretti Treviso
al comune di Casier e alla regione, contestando appunto, facendo alcuni rilievi rispetto a questo parco fotovoltaico che purtroppo è stato approvato. Una battaglia che Coldiretti Treviso Belluno continuerà anche con il nuovo direttore subentrato ad Antonio Ciri, passato alla direzione del Consorzio Agrario Provinciale. La scelta migliore non poteva essere fatta, anche se Coldiretti Treviso perde sicuramente una figura importante, però comunque era necessario che il Consorzio avesse una figura di riferimento di grande spessore. La scelta poi che è stata fatta su Giuseppe Sadalino è altrettanto di spessore, perché è un uomo di grande esperienza, di navigato in Coldiretti, e perciò siamo tranquilli che siamo in buone mani. Per il neodirettore Sadalino, ortofrutta e soprattutto allevamenti, comparti da sostenere nelle province di Treviso e Belluno, anche attraverso le campagne storiche di Coldiretti. Sempre più convinti che la filiera corta sia lo strumento per essere sempre più vicini alle nostre imprese e contestualmente al consumatore. Escrementi umani abbandonati lungo una rotatoria a Gaiarine, la polizia locale individua il responsabile. Dopo 5 anni di vandalismi, la polizia locale Sinistra Piave è riuscita ad individuare il responsabile dell'abbandono di sacchettini contenenti escrementi umani a Gaiarine. Trovavamo degli escrementi, ancora con la precedente amministrazione, bene o male sempre nella stessa zona, quindi corrispondenza di una rotonda. Per un anno questi episodi si sono interrotti. Negli ultimi 12 mesi però i sacchettini sono ricomparsi a giorni alterni, sempre sullo stesso punto. Difficile per gli agenti intervenire senza un regolamento per la videosorveglianza. Abbiamo approvato il regolamento della videosorveglianza, seguito quindi con le telecamere, con degli appostamenti. L'altro giorno sono riusciti a beccarlo, a dargli un nome. Accertamenti sui transiti dei veicoli, incrocio dei dati forniti dall'impianto di lettura targhe, visione di filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza, appostamenti in borghese hanno permesso di risalire al responsabile, che non ha spiegato il perché del suo gesto. Quando ha capito e ha visto le prove è scoppiato. Si è come liberato e ha ammesso la responsabilità. Per l'uomo è scattata la sanzione amministrativa che il sindaco ha già pensato come utilizzare. Andremo ad utilizzare quei soldi là per acquistare nuove fototrappole. Non è assolutamente risolto, anzi l'abbandono di rifiuti. E là li possiamo stanare esclusivamente. Se manca il buon senso li devi per forza di cose mettere mano al portafoglio. Al momento sono 6 le telecamere presenti a Gaiarine, ma l'amministrazione comunale punta ad installarne 20-25 nei punti strategici del territorio. Estate 2021, al via la stagione concertistica a Treviso. Musica e luci, dopo 2 anni di pandemia le piazze tornano a vivere. L'amministrazione comunale ha dato il via alla stagione concertistica estate 2021. Concerti all'aperto organizzati per sostenere e valorizzare l'arte, la musica, la cultura. Si partirà il 17 giugno. Bello, no? Partire con questa riapertura The Show Must Go On. Quindi veramente partiamo con i Queen, con una versione inedita, l'orchestra ritmico-sinfonica, le 8 voci di Art Voice Academy. Insomma, sarà la forza della musica. Stiamo in una piazza come Piazza Burchiellati per questo grande evento di apertura della stagione concertistica della città di Treviso. Da Piazzale Burchiellati alla chiesa di San Francesco con l'evento Musica Note di Mezz'estate, poi fino al chiostro di Santa Margherita. Il teatro e chiaramente la musica non si troveranno solamente a teatro ma nelle grandi piazze cittadine, quindi Piazzale Burchiellati, uno spazio nuovo per la città che è il chiostro di Santa Margherita, così come altri spazi cittadini diventeranno i protagonisti della musica. L'apertura il 17 giugno in Piazza Burchiellati. Si potranno accomodare 800 persone, spiega l'assessore. Una serata di festa in totale sicurezza e ben distanziati per tutti i cittadini. Un programma ricco con concerti per tutti i gusti. Musica con le nostre grandi orchestre come la Filarmonia Veneta, ma anche con omaggi per tutti i gusti, quindi un omaggio per esempio a Astor Piazzolla perché cade un anniversario importante di uno dei più famosi tangheri insomma, della storia, o anche omaggi più pop, un genere cosiddetto crossover che piace veramente a tutti come i Queen. Estate 2021 si concluderà il 4 settembre al Teatro Comunale Mario del Monaco con il concerto giovanile Filarmonia Veneta. E adesso apriamo la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia.
Un alpinista tedesco di 53 anni è rimasto ferito nel pomeriggio dopo essere caduto per una cinquantina di metri sulle rocce, riportando un grave politrauma nel tragitto utilizzato per rientrare dalle vie sulla torre piccola di Falzare. È stato necessario l'intervento dell'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, che con un verricello ha recuperato l'uomo, poi trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso. Dopo gli interventi in corso come elettrificazione e ristrutturazione delle stazioni, le Olimpiadi invernali 2026 offrono un'opportunità per connettere più velocemente la pianura con la montagna. Nel prossimo servizio sentiamo idee, progetti e proposte del Partito Democratico. Non ferrovia, mobilità sostenibile in provincia di Belluno, avere una visione generale, mettere insieme il miglioramento della viabilità stradale partendo dal presupposto che un asse fondamentale è la ferrovia. Il PD parla di rotaia, ma lo fa inserendolo in un contesto più ampio. Lo fa coinvolgendo tutti i livelli, dall'ex ministro Graziano Del Rio al capogruppo in regione Giacomo Possamai, ora membro della segreteria di Nicoletta, ai rappresentanti territoriali, e lo fa mettendo l'accento sulle cose fatte, quelle da fare e quelle che non si giustificano. Vedi la chiusura per tutta l'estate della tratta Ponte nelle Alpi Calalzo. Il tratto Ponte Calalzo è un tratto davvero che per il momento è il tratto ferroviario che dà maggiore vocazione turistica alla nostra provincia, perché si apre tutto quello che è Cortina, il Cadore, il Comelico, e quindi è il punto di partenza per una serie di altri territori. Non è possibile che non ci sia nessun interesse, anche regionale, rispetto a quello che sta succedendo. Serve programmazione e serve visione. Bisogna saper guardare oltre, ben al di là del proprio mandato elettorale. Oggi abbiamo fatto solo un primo passo. Dobbiamo completare l'elettrificazione, dobbiamo completare e risolvere i grandi nodi della viabilità come quello di Belluno, quello di Feltre e di tutta la viabilità, anche quella intervalliva. Tutte cose che andranno finanziate e che richiedono tempi anche lunghi per risultati che dovranno venire. Una situazione in cui oggi la ferrovia in provincia di Belluno è appetibile, in attesa che si semplifichino le connessioni con il Cadore e si pensi a realizzare la Feltre Primolano. A Feltre ripartono spettacoli e manifestazioni. L'ormai imminente mostra dell'artigianato si carica quest'anno di significati particolari. La rassegna costituisce a livello veneto, ma non solo, una delle primissime manifestazioni in presenza dopo il difficile periodo della pandemia. Ferro, vetro, legno e ceramica, alcuni dei materiali più rappresentativi della tradizione veneta, protagonisti della 35esima edizione della mostra dell'artigianato di Feltre, che avrà luogo tra poco più di 2 settimane. La macchina organizzativa segna un primo passo verso il ritorno alla normalità per un comune che proprio in questa manifestazione e poi soprattutto nel palio ha i propri 2 asset turistici principali. Abbiamo presentato lunedì una stagione estiva ricca di eventi, per le manifestazioni classiche che vengono riproposti dopo un anno di stop, diciamo, e quindi il palio, la mostra artigianato, quindi eventi di rilevanza quantomeno regionale. Se come detto la mostra dell'artigianato come sempre sarà legata ai materiali più caratteristici e nobili della tradizione artigianale, il vero banco di prova per l'artigianato prima e per il palio poi sarà la gestione del pubblico alle prime uscite dopo le restrizioni dovute al Covid. Ci saranno ovviamente delle variazioni rispetto alle formule classiche e devo dire che in questo senso si è dimostrata anche una certa elasticità da parte degli organizzatori e anche ovviamente da parte del comune quando ha organizzato eventi diretti. Ci saranno appunto delle modifiche, per esempio soprattutto sul palio, che è una manifestazione più complessa sul piano degli assembramenti in questa fase, ma si gestiscono ed è possibile gestirli. Siamo in chiusura, vi lascio come sempre alle previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Nessuna novità rispetto ai giorni scorsi, anche nella giornata di giovedì 10 giugno a prevalere sarà il bel tempo, ma con qualche eccezione. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto inizialmente in mattinata sarà ampiamente soleggiato. Con il passare delle ore poi sarà possibile qualche addensamento e non si escludono degli acquazzoni sui settori montuosi. Attenzione perché qualche pioggia potrebbe raggiungere anche le pianure circostanti. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, anche in questo caso a seguire avremo dei rovesci, specie in montagna. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, diffusa instabilità al pomeriggio con precipitazioni frequenti, andrà meglio però al mattino. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.